azzurro come le acque del fiume Tara e del Galeso, azzurro come le onde del Mar Piccolo e del Mar Grande. Visitando la mostra Archee, il principio dell'acqua al Marta, il Museo Archeologico di Taranto, sembra di immergersi nel paesaggio tarantino e nei suoi corsi d'acqua dolce. La suggestione richiamata è di sentirsi all'interno di uno spazio liquido che traghetta il visitatore durante il percorso espositivo, anche grazie al supporto di materiale video, oltre che negli oggetti esposti, statue, modellini di fontane, crateri che raccontano storie, ma anche trozzelle, anfore e borracce da viandante di età medievale che avvicinano il visitatore fino alla tradizione delle ceramiche grottagliesi. Due spazi differenti, ha spiegato la direttrice del Marta, Stella Falzone. All'interno della mostra, in due spazi distinti, abbiamo allestito oggetti che vengono dal depositi e quindi oggetti che ritornano alla luce, hanno una luce nuova, hanno un'attenzione nuova, insieme a reperti che invece sono stati prelevati ad hoc nelle sale, non sono moltissimi, ma che giocano all'interno di un rapporto nuovo tra loro. È un modo, è una sperimentazione per raccontare attraverso narrazioni diverse i reperti del museo, combinandoli in nuove suggestioni, creando delle relazioni che normalmente all'interno del percorso del museo non sono così percepibili. L'allestimento è composto da reperti di età greca della città fino all'epoca moderna, provenienti da tutto il territorio ionico, e sarà visitabile nelle sale espositive fino al prossimo 1 febbraio 2026. L'esposizione, ha detto il direttore generale dei Musei Italiani Massimo Osanna, è composta esclusivamente da reperti delle collezioni del Marta e nasce dall'esigenza di restituire visibilità a materiali finora non accessibili al pubblico, in coerenza con una delle principali missioni della Direzione Generale Musei. Forse delle caratteristiche anche più interessanti dei luoghi di culto greci legati all'acqua, quello di essere allo stesso tempo luoghi della ritualità femminile, dove vengono scanditi i cicli biologici di crescita, di maturazione delle donne, quindi il compiersi del proprio ciclo biografico avviene attraverso rituali connessi con l'acqua e arriva fino al passaggio appunto da Partenos, quindi fanciulla, a ninfe, cioè ninfa e quindi sposa, e poi a Ghiunè con il primo figlio.